Nuovi corsi di laurea per l'Università di Agrigento, ad annunciarlo nelle settimane precedenti il rettore dell'Ateneo Palermitano Fabrizio Micari in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019. Per la provincia di Agrigento rappresenta una buona notizia, considerata la difficile situazione degli ultimi anni che ha visto fuggire tanti giovani agrigentini verso le università siciliane ed italiane in particolare. Si stanno progettando nuovi corsi nei settori dell'architettura, dell'economia, scienze dell'educazione e giurisprudenza. Negli incontri di amministrazione tra i vertici si è parlato anche di assunzioni di personale docente e ricercatori, aumento del numero progressivo di immatricolazioni e nuovi investimenti in termini di ricerca e offerta formativa. Sarebbe una vittoria importantissima per l'intera provincia. È chiaro che fino a quando non vediamo fatti concreti non possiamo cullarci, ma è certamente una notizia positiva che ci piace raccontare per il 2019. L'Università d'Agrigento riparte davvero, queste le parole pronunciate dal sindaco di Agrigento Lilla Firetto nell'annunciare i 3 nuovi corsi di laurea istituiti dall'Università di Palermo a partire dal prossimo anno accademico. I 3 corsi di laurea triennale si aggiungono a quelli già esistenti: mediazione linguistica e culturale, corso di laurea in servizi sociali ed il corso di laurea specialistica in architettura, quelli ad esaurimento di beni culturali e giurisprudenza. I nuovi corsi di laurea potrebbero attrarre molti studenti, soprattutto quelli delle province vicine, e consentirebbero un maggiore respiro al polo di Agrigento, alleggerendo anche i costi di numerose famiglie. Per l'attivazione dei corsi si dovrà attendere la ratifica del MIUR dal prossimo anno accademico. Si tratta comunque di una prospettiva importante per Agrigento e la sua visione di sviluppo, attraverso la cultura e la crescita socio-economica dei nostri giovani, che invece di fuggire da questa terra con poche certezze, rimanessero qui a creare sviluppo e prospettive per le nuove generazioni.